Ma guardali, il Pordenone vi fa un baffo a voi due, eh? Pordenone. Lo sanno tutti che siamo Katie Udin. Che dici? Ma dai ragazzi, vi ho fatto un complimento, eh? Non conoscete Giovanni Antonio De Sacchis? Beh, allora sapete che vi dico? È l'ora di un bel quiz mortale. Siete pronti? Sono nato pronto? Partiamo già male, ma proviamoci. Ah, occhio, che qui calpier, almeno sblanchiami la cusine, eh? Mattia, va a tirare fuori le schiale musse. Si sa già qui che hai i tocchi, eh? Dai, sito che ho tacchi. I Westris Colors mi hanno fatto pensare a Esoparis di Giovanni Antonio De Sacchis, conosciuto come il Pordenone, cui Erial, un scultore veneziano, il più grande pittore furlan dal Rinascimento, un architetto di Pordenone. Uno scultore veneziano. Direi B. Il più grande pittore friulano del Rinascimento. Può essere? Clar che sì, un dei più importanti pittori a fresco dal Cinquecento. Cumò cambin lavoro e anin amorus, chi a Sante Margherite dal 1891, une americane e ha fondato la prima scuola di Merletto a Fuselli, cuise Cora Slocum, Maria Forte, Caterina Percotto. Maria Forte? Ma vamo, ti sembra un nome americano? Sono sicuro di dire Cora Slocum, arrivata in Friuli dopo aver sposato il conte di Brazza. Fu una grande imprenditrice che lavorò molto per l'emancipazione delle donne. Ma bravo Fede, egli è stato anche un ambasciatore de culture e de tradizioni furlanis dal mondo. Ma cumò occhio, c'è muzzi disi al par furlan, Merletto? Orpo? Merlet? Alle arrivati il Mierli, si dis, Piccet. Bullo Mattia, Fevelina anche modi feminis, in particolare di une chiarniele. Egli è stato un scrittore importante rivade sulla scena letteraria che aveva quasi 70 anni. Cuise, Novella Cantarutti, Tina Modotti, Gina Marpillero. Dico Novella Cantarutti. No, Gina Marpillero ha pubblicato il suo primo libro all'età di 68 anni. Perfetto Federico, un altro punto per te. T'aveso a dimmi qualche ieri il suo genere letterari? Biografic, fantascientific, giallo. Mattia, non ti do neanche il tempo di rispondere. Gina era una biografa. Grazie Fede. Sugli scrittori sono imbattibile. Cumò o Fevelin di un pilastri dal Friul, insegnante, furlanist, storic. A lei il pari delle lingue furlane moderne, di cui Fevelio, Giuseppe Marchetti, Arturo Malignani, Raimondo Daronco. Ah, non c'è dubbio. Joseph Marchetti. Vabbè, ma non mi dai neanche il tempo di rispondere? Fede, a lei è un quiz mortale. E io non ho voi di morire. E neanche di las blanchiato. Beh, il mondo è da svelto. E come tu violis? Dai Alba, prossime domande? Ultime fantazie. Marchet a ieri un ver poliglotte. Al cognosceve tanti slenghis e trachestis anche. L'inglese, il spagnol, il tigrin. Non sai, o disares l'inglese. Il Tigrin. Marquette è stato cappellano militare in Etiopia e l'aveva imparata lì. Grande Federico, tu sei il nostro vincitore. Coraggio Mattia, ti devi già di preparare le scale. Oh voi. Tu a manco, vieni a aiutarmi a mettere il scotch sul battiscove. No, puoi che i tocchi. Vai, artista! Intanto che mi sblanchi la cusine, c'è diseso di metti un biel mi piace a questo video? Mandi.